Dicevo, sapete quanti di questi casi avvengono quotidianamente in Italia? Noi non ce lo immaginiamo neppure. Al secondo di una serie di incontri dedicati alla tutela dei minori, Domus Dei Luna insomma si sta facendo portavoce delle tante difficoltà in cui si trovano sia le famiglie che i minori in questa difficile. Questo lo facciamo sicuramente con l'obiettivo che tu dici e anche poi per cercare di migliorare internamente noi, cercare di farci delle domande, provare delle risposte con persone che vengono da fuori. In questo caso specifico fare anche un'informazione un po' diversa rispetto a quella che siamo soliti fare. Oggi c'è un ispettore, un poliziotto, scherzando con lui dicevo non è il poliziotto come normalmente lo intendiamo con i ragazzi, con i nostri ragazzi, è un poliziotto che anziché rompere le scatole, andare ad arrestare, fare il cattivo, è il poliziotto che protegge, che tutela, che fa informazione, si parla di pedopornografia, si parla di internet, di quanto è bellissimo questo mezzo, ma di come magari dobbiamo stare attenti per utilizzarlo al meglio ed evitare ai nostri bambini e ai nostri ragazzi delle trappole, e a noi stessi anche, perché come oggi stiamo dicendo ci sono delle possibilità di cadere in trappola anche per gli adulti più informati. Ecco, quanto è diffuso il fenomeno della pedopornografia? Ci sono delle statistiche incredibili, a me sembra quasi impossibile ritenere vero che in alcuni casi, in alcune delle problematiche ci siano numeri a 2 cifre percentuali, cioè più del 10% è incappato in una di queste problematiche. Dietro quel computer non sai chi c'è. Lei è una psicoterapeuta, quante volte incrocia ragazze che hanno subito traumi di questo genere? Spesso mi è capitato appunto di incrociare ragazze che hanno subito traumi di questo tipo. Si tratta di un abuso vero e proprio, ecco. Spesso sottovalutato perché è più nascosto, perché è appunto in rete, quindi come dice l'ispettore capo non sai chi c'è dietro il computer, però ecco, l'effetto è assolutamente quello di un abuso che un minore riceve anche in queste circostanze, con tutto ciò che poi insomma è vincolato adesso, quindi senso di impotenza, di vergogna, la difficoltà a poterne parlare, i sentimenti di solitudine, la paura.